Buonasera, benvenuti. Ciao. Ciao. Se sei nato già vincente, ma sai essere alla buona. Se ti fidi della gente, ma non credi alla befana. Se non dai la colpa agli altri degli sbagli che tu fai. Tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai. Tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai. Se sei forte quando serve, ma sai chiedere anche scusa. Se vai piano in certe curve, ma sai vincere in ripresa. Se sai mettere d'accordo chi non c'è riuscito mai. Tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai. Tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai. Se non ti stanchi mai di cose da inventare, se c'è un bambino in te e te lo porti a fianco, se non ti prendi mai troppo sul serio, comunque tu vivrai, vivrai davvero. Se ti sai svegliare presto quando vai a letto tardi, se rimani quasi onesto in un giro di miliardi, se sai piangere di gioia senza vergognarti mai. Tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai. Tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai. Se non ti stanchi mai di cose da imparare, se non disprezzi mai quel che non puoi avere, nessuno riuscirà a manovrarti. Saprai di cosa e chi innamorarti. Se sai perdere e cadere senza mai toccare il fondo, se sai toglierti dal cuore chi ti stava derubando, se sai dare tanto amore quanto ne riceverai. Tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai. Insieme! Tu vivrai, tu vivrai. Tu vivrai, 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 tu vivrai, tu vivrai. Buonasera e benvenuti in Casa Pireti. Ciao Fabrizio, buon lavoro al mio regista di questa sera. 348 80 40 254 il numero per ormai lo sapete già che dovete scrivere. È inutile che io tutte le settimane, ormai da 5 anni a questa parte, vi dico che quel numero serve per messaggi, quindi fotografie, richieste, saluti, suggerimenti, ma perché no anche le vostre fotografie degli animaletti che avete in casa, di cosa state mangiando, fotografie del vostro amore, di vostra
vostra moglie, il vostro marito, del vostro amante, vabbè, se poi non possiamo dirle un casino però. Va bene, vabbè, 348 80 40 254, mi raccomando, partecipi questa sera, perché questa sera per Casa Peiretti è una puntata importantissima, è fondamentale. Perché dico questo? Lo scoprirete nel secondo tempo. Perché è così importante questa puntata. Ma a proposito di richieste al 348 80 40 254, andiamo a leggere la prima vostra idea arrivata l'altra settimana. Vai Fabrizio, tra un po' vicino a me Alessia Chelucci. Ciao, mi metti in programma la canzone dei Pooh? È bello riaverti. Un saluto grande. Angela da Torino. Wow Angela, che brano che mi hai richiesto. Un brano molto difficile, però con un testo, quanta verità in queste parole, soprattutto per noi maschietti, no? Quando una storia finisce e poi vedi che questo fuoco ormai spento inizia piano piano a riaccendersi. Allora ti viene proprio da pensare che bello riaverti. Tu non lo sai come si sta nell'infinita attesa dietro una porta chiusa tra oggetti che guardano te. Ci dormi su, ci bevi su, vivi così per dire e non ne sai uscire, ma andare via come si fa. Qui non c'era molto senza te. Io ho fatto del mio meglio, ma ci si può smarrire tra le cose care inventate in due. Quando vorrai mi spiegherai che avvenne quella sera. Non l'ho capito ancora, ma è bello, sai, riaverti qui. Nel petto e
Grazie per aver richiesto questo capolavoro dei nostri dei facchinetti, soprattutto perché è un brano che credo che abbia portato prima al successo lui in singola e poi presentato proprio sul palco con i suoi amici per sempre. Adesso giochiamo e attenzione amici a casa, attenzione, perché attenzione? Perché abbiamo aggiunto un indizio. Fabrizio, mi fai vedere gli indizi? Fabrizio, indizio, inizio, questa sera proprio tutto in rima, tutto esclusivamente in rima. E allora abbiamo aggiunto dipinto. Oh sì. Quindi facciamo entrare lo zainetto, ecco che arriva come per magia lo zainetto. Arriva, io lo trascino. Oh, lo zainetto, grazie Juanita, grazie. E lo zainetto è qui. Per vincere lo zainetto ufficiale di Rete 7 è semplice, dovete indovinare cosa ho nascosto all'interno. Io vi ho dato fino a ieri 5 indizi, ma adesso sono ben 6 e sono testa, bianca, TV, frutta, insetto e dipinto. Ripeto, testa, bianca, TV, frutta, insetto, dipinto. Va bene amici a casa? Mi raccomando, provate a vincere lo zainetto telefonando nel secondo tempo al 378 40 80 506. E adesso andiamo avanti con la musica, Fabri, mi fai vedere la seconda loro richiesta per cortesia? Grazie. Ciao Enrico, ti faccio i miei complimenti per la tua trasmissione, ma soprattutto per la grande professionalità nell'intrattenere il pubblico a casa. Con l'occasione ti chiedo una cortesia, quando poi mi faresti ascoltare Volevamo essere felici di Francesco Gabbani. Grazie mille, un saluto da parte mia. Ivo e di Palmi, Varedo. E allora, per fare questo brano, visto che io non lo so, ma mi ricordo che tanti mesi fa l'ha cantato qui in diretta lei, Alessia Chelucci. Buonasera. Ciao, buonasera Enrico, buonasera amici a casa. Infatti che eleganza. Grazie. Sei bellissima questa sera, Juanita. Infatti, come dicevi, sono tanti mesi, forse anche anni, quando è uscita, adesso non ricordo quando è uscita, ma so che è un Sanremo. Poi l'ho abbandonata lì. Quindi Edo, io ci provo. L'ho abbandonata lì. Veda lei. Va, veda lei. Se vuol farla, veda lei. Sì. Okay, vabbè. La facciamo, poi vediamo che succede. Con tanto di dedica al nostro amico Ivo. Qualcuno urla dal balcone perché ha perso l'amore il cane o la sua rivoluzione. Questa notte mi porto in giro lungo i portici e le mie strade. Ogni stella è così vicino, l'universo è un monolocale. A quest'ora l'avrai capito che la vita può fare male, farti morire all'infinito di un dolore occasionale. Ma stanotte è tutto perfetto come una formula segreta, una lampadina fioca accesa in fondo a una bottega. Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare sogni audaci e fidarsi della gente. Solo essere diversi e buttarci un po' via e pigliare il mondo a sassi, sì, buttarci via, buttarci via. Questa notte sembra un miraggio, un profumo che dura poco, l'incoscienza che dà il coraggio anche di ridere in faccia al vuoto. Questa notte ti porto in giro, impigliata ai miei pensieri, tutto sembra così pulito, come fossimo nati ieri. A quest'ora l'avrai capito che non c'era un tempo perfetto, ora che il tempo c'è un po' sbiadito, come foto dentro un cassetto. Ma stanotte è così leggera, un vecchio film in prima visione, una bugia che sembra vera, potrei giurarlo sul mio nome. Potevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare sogni audaci e fidarci
volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare sogni audaci e fidarci della gente, solo essere diversi e buttarci un po' via e pigliare il mondo a sassi, sì, buttarci via, buttarci via. Brava! Dai, per averla abbandonata è ancora andata. Faccio anche la rima, Per averla abbandonata è ancora andata. Bravo, questa sera siamo tutti in rima. Siamo tutti in rima. Ti va se andiamo a rivedere gli indizi? Certo. Tu ti sei già sì. fatto un'idea su cosa ci possa essere nascosto? Ma no, ma ti dirò di più, che poi più aggiungi e peggio è. Ma no. Ma sì. No, aggiungere un indizio vuol dire aiutare gli amici a casa. Ma sì, guarda, una cosa che si trova comunque in tabaccheria e anche nei negozi alimentari. Quindi testa, Bianca TV, frutta, insetto dipinto. Nel secondo tempo scatenatevi, provate a giocare con noi. Mal che vada, non vincete niente. Esatto. Mal che vada, non perdete niente, però Sì, avete proviamo. modo di salutarci qui in diretta. Certo. Sono le 20:20 e voglio ancora sentire un brano da te prima della pubblicità, visto Sì. che abbiamo passato un sabato meraviglioso. Confermo. E quando dico meraviglioso è davvero meraviglioso, ma ne parleremo nella seconda parte di questa trasmissione. La prossima si intitola Domenica Bestiale. Ah, sì. Però il nostro è stato un sabato bestiale. Sabato bestiale, però insomma ci sta, dai. Vai Wani. Vado. Domenica ti porterò sul mare, vedrai sarà più dolce dirsi ti amo. Faremo un giro in barca, possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare. Sapessi amore mio come mi piace partire quando Milano dorme ancora, vederla sonnecchiare e accorgermi che è bella prima che cominci a correre, ad urlare. Che domenica bestiale, la domenica con te. E ogni tanto mangio un fiore, lo confondo col tuo amore. Com'è bella la natura, com'è bello il tuo cuore. Che meraviglia stare sotto il sole, sentirsi come un bimbo ad una gita. Hai voglia di giocare, che belli i tuoi complimenti. È strano, non ho più voglia di pescare. Amore mio, che fame spaventosa. Deve essere quest'aria innaturale. È bello parlare d'amore tra un fritto e un'insalata e dirti che fortuna averti incontrata. Che domenica bestiale, la domenica con te. Ogni tanto mangio un fiore, lo confondo col tuo amore. Com'è bella la natura e com'è bello il tuo cuore. E noi su queste note ci fermiamo qui. Finisce il primo tempo di Casa Piretti, ma non potete perdervi il secondo. Quindi se siete stati bravi fino adesso, saranno che ci avete ancora. sopportato per 24 minuti, continuate così, lasciate il telecomando lì dov'è e andiamo a fare un po' di Shopping!
swing. Perché torniamo tra una manciata di... No. Non posso dirlo io. Ma perché lui sì e io no? Ma perché lui può dirlo e io no? È lui. Ma lui... Vabbè, È lui. pubblicità, va. È lui. Tanta roba. Perché non accendo il microfono prima della fine della pubblicità? Perché io e Anita abbiamo in mano un cioccolatino. E adesso questo cioccolatino, alla vostra salute, ce ne mangiamo un pezzettino. E volete scoprire perché adesso il Peiretti e la Chelucci fanno questo? Molto bene, mettetevi comodi perché torniamo indietro di qualche ora, torniamo indietro a sabato pomeriggio e vi facciamo vedere cosa è successo in questo studio. Amici di Casa Peiretti, oggi è una giornata importante per la nostra trasmissione perché dopo 6 anni è nato qualcosa di bellissimo e questa grande emozione ho voluto condividerla con questi miei 3 amici, questi miei 3 protagonisti, compagni di musica, compagni di viaggio e adesso vi racconto cosa sta per succedere in questo studio. Innanzitutto grazie di essere qui a sabato pomeriggio perché per via del tutto eccezionale, giusto Matteo? Assolutamente, sì. Ma ti è andata bene che oggi non c'è il Napoli, quindi puoi star qua tranquillo. Valentina, tu stasera suoni? No, stasera no. E quindi è perfetto. E tu so che andavi a cena con zia Marta, però... No, ma soprattutto perché il cachet oggi è alto, allora ho detto no, posso fare un salto, sì. Ragazzi, è nato il primo fans club ufficiale di Casa Peiretti, della nostra trasmissione, e io questa grande emozione la devo dividere con voi, la devo dividere con tutti i miei ospiti che ogni sera vengono qui a tener compagnia, ma con voi 3 in particolare perché, come raccontavo prima in un'intervista che vedrete in diversi giornali, ma ve lo dirò più avanti, grazie a voi che ancora oggi noi siamo in onda, che abbiamo davanti a noi ancora tante puntate e tanta musica. E quindi, siete pronti? Oh, signore e signori, e sono emozionatissimo, il primo fan club Casa Peiretti. Ed eccoli qui! Ed eccoli qui! Ma che meraviglia! Cioè ragazzi, ma che emozione! Allora, so che venite da mezzo Piemonte, aiutatemi, da Ceva, da Busca. Tu? Busca. Da Busca, anche tu. Ti piace Busca? Sì. Bravo. E poi abbiamo detto Magliano Alpi, da Perno. Cioè ragazzi è veramente meraviglioso cosa sta succedendo in questo studio oggi pomeriggio, ma voglio parlare con l'artefice di questa idea. Luca, vieni con me, vieni un attimino con me. Innanzitutto grazie, questo è l'inizio, secondo me, di un progetto molto bello e spero che lo possiate portare avanti per tanto tempo. Un mio fans club, un nostro fans club, preferisco dire nostro perché fans club Casa Peiretti. E, il bello di vedere questi tuoi amici dietro di te è che ci sono 3 generazioni, giusto? Però, perché abbiamo... Quanti anni hai? 10. 8. 10 e 8. E ti piace Casa Peiretti? Sì. Beh, sì, sarebbe stato bellissimo dire, beh, no, però mi hanno obbligato a venire qua e quindi no. Grazie innanzitutto, facciamolo vedere bene, ma che spettacolo, con tutte le firme, ma chi l'ha fatto questo? Tutti, ognuno ha fatto la sua firma. Ma che bello, grazie. Volevo solo anche ringraziare per il cartellone che oggi purtroppo per problemi familiari non sono potuti essere con noi, ma c'erano anche Fabio, Romina, Giulia e Lisa di Alba, che anche loro seguono sempre la trasmissione, sono vostri fan e hanno contribuito a fare il cartellone, infatti ci sono anche le loro firme, ma purtroppo non sono potuti venire. Allora Luca, ma perché? Ma perché la trasmissione ci piace e ci sembrava bello rendervi omaggio, perché tu metti il nome ma il gruppo è variegato e quindi abbiamo detto ci sembra una cosa carina, costa praticamente nulla farlo perché obiettivamente
E così ci è sembrata una cosa carina, l'abbiamo nata così per gioco, l'abbiamo fatta. Come hai scoperto Casa Peretti? Allora, a dirti la verità non lo ricordo esattamente, so che l'abbiamo iniziato a guardare dalle prime puntate perché a memoria ricordo guardavamo qualcosa che conduceva Maria Teresa. Che salutiamo la Marinovo. Ciao Maria Teresa. E poi ci era piaciuta appunto l'idea della trasmissione comunque fatta da casa, perché rappresenta in fondo un po' il futuro. Poi anche io mi trovo a lavorare l'ufficio in casa o queste cose qui, quindi sembra un po' un passaggio verso il futuro, che non è più il mega ufficio piuttosto che il mega studio televisivo, che ovviamente è giusto che ci sia, ok, però questo ci dà la possibilità anche a chi magari non è vicinissimo al grande centro urbano di poter avere la possibilità di manifestare quello che sa fare. Ragazzi, questo che emozione, che emozione. Signora, venga qua vicino. Venga qui. Venga qui. Senta, ma anche lei guarda Casa Peretti? Non sempre, ma ogni tanto sì. E quando non la guarda, cosa fa? Non c'è niente di più bello. Vado a giocare a bocce. Va a giocare a bocce, ma lei è una di quelle che tira a punto o boccia? Punto, no, tiro a punto. È brava? Dipende. Ha vinto diversi premi la signora, che si chiama? Idelma. Facciamo un applauso a Idem. Oh, grazie. Ma a proposito di applausi, devo anche, e con immenso piacere, consegnarti lo zaino, perché tu, a parte essere il fondatore del Casa Peretti Fans Club, hai vinto anche lo zaino con l'oggetto misterioso che era Una cintura. Chi ti ha aiutato? Ovviamente mia moglie Daniela, che è qui con noi, e lei è un po' più timida di me, quindi mi dice è quello, è l'oggetto, telefona, io ho telefonato e combinazione abbiamo anche indovinato al primo colpo, quindi siamo stati proprio fortunati. Ricordo quel giorno perché io misi la cintura all'interno dello zainetto, ho detto tanto non me la indovinano, ci tiro avanti 3 puntate, va bene così. Prima telefonata, cintura! E si vede dalla registrazione in diretta, si vede il mio sguardo che fa così. E mo adesso domani devo studiarne un altro. Quindi complimenti, brava Daniela, brava. Lo sai che quella sera lì non ho potuto dormire per cercare un indizio nuovo. Chiedo scusa. Brava. Fabri, Ragazzi, lo zaino è per voi. E noi vi abbiamo portato un prodotto di Ceva che spero vi possa piacere. Hai mai condotto una trasmissione televisiva? Ma assolutamente no. È il momento, tieni il microfono. Allora ecco Enrico che sfila questi prodotti, questi boeri, in realtà si chiamano cevesi, e spero che vi piacciono. Ma sicuro saranno buonissimi. Ragazzi, dopo ce li dividiamo. Sì, erano già preoccupati. Valentina ha detto se le mangia tutti. No, ce le dividiamo. No, perché un tempo quando abbiamo iniziato ci facevamo anche i regalini di Natale. No, questo è da raccontare. Quindi cosa succede? Che il nostro chitarrista Luciano decide di fare un omaggio a Valentina e gli regala dei cioccolatini. Li dimentica qua. Quei cioccolatini, mo li deve ancora vedere. Quindi grazie, sulla fiducia sapremo che sono buonissimi. Ragazzi, io vi ringrazio davvero tanto. Ma come siamo messi a canzoni? Come siamo messi? No, resta qui perché voglio chiudere questa intervista con una cosa nuova che non ho mai fatto. Vediamo se funziona. Allora, vediamo se funziona. Ok, tutti insieme. Mi dispiace di svegliarti. Cantate con me. Forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti. Fra un minuto me ne andrò. Andiamo al ritornello? Insieme. Mi dispiace. Il mio posto è là.
Ma ragazzi, ma nella mente c'è tanta voglia di gente come voi. Grazie di cuore. E noi torniamo in diretta. Che meraviglia! Ebbene sì. Che grande novità. Adesso Bene. però, mia cara Juanita, Sì. questo fans club bisogna farlo diventare grande, Deve bisogna crescere, farlo certo. diventare importante. Quindi amici a casa è così semplice. Fabrizio, fai vedere la pagina Facebook, così facciamo vedere ai nostri telespettatori come fare per iscriversi al Casa Peiretti Official Fans Club. È semplice, basta digitare Casa Peiretti Official Fans Club, ok, e mettere iscriviti, ok, vi iscrivete. Perché iscriversi, Juanita? Perché? Grazie per far innanzitutto, vedi, parte di questa inizia a grande crescere, famiglia, inizia a ancora di crescere, più. diventerà una grande famiglia. Ma non solo, perché gli iscritti al Fans Club hanno tanti vantaggi, ok? Hanno tanti vantaggi. Uno, possono creare un gruppo e commentare la puntata in diretta tra di loro. Cioè, mentre io e te siamo qua che commentiamo, tutto il Fans Club è lì che chatta tra di loro. In diretta. Uno. Mentre Due. noi cantiamo. Esatto. Due, organizzeremo degli eventi in esclusiva per il Fans Club, quindi dei concerti. Gite. Dei No, concerti, perché no, delle gite, e soprattutto dei pranzi e delle cene. quelli non possono mancare. E quindi io vi garantisco, amici a casa, che questo Fans Club diventerà una grande reunion di amici che si vogliono bene, che amano la musica, che amano Casa Peiretti e amano ciò che facciamo. Però deve diventare importante. Quindi amici all'ascolto, fatelo. Ma le sorprese non finiscono qui. Perché? Perché insieme a Luca e tutti gli altri è venuta anche una giornalista. Una Vero, giornalista di quelle che scrive davvero bene. Si scherzi. chiama Elisa Rollino e ha pubblicato un articolo bellissimo su quella giornata, anche andando a ripercorrere un po' la storia di Casa Peiretti. E questo articolo lo potete trovare non su uno, non su due, ma su 3 Wow. giornali online, che sono Piazza Pinerolese, Torino Oggi e Targato CN. Quindi ve lo ripeto, andate su Piazza Pinerolese, Torino Oggi, Targato CN, e andate a leggere questo articolo bellissimo di Elisa. C'è tanta emozione, tanta passione, e ha raccontato delle cose belle che non avevo mai raccontato. E quindi c'è anche un po' di novità, un po' di curiosità. Bene, dai, intanto ringraziamo davvero tutti perché non ce lo aspettavamo, è stata veramente una bella Bellissimo. giornata. Grazie. Grazie, ancora grazie. mille. Mi raccomando, iscrivetevi, poi lo ricorderò in queste sere tutta la settimana, perché vorrei che di qui a venerdì ci fossero già dei numeri, sì. dei numeri, anche perché stiamo organizzando il pranzo di Natale. Quindi amici, volete perdere il pranzo di Natale? No, con tutta Casa Peiretti. No, ci mancherebbe. Proviamo a vedere se qualcuno telefona. Vediamo un po' gli indizi, apriamo le telefonate, vediamo cosa succede. Poco prima della pubblicità, se arrivano un paio di telefonate, gli indizi sono testa bianca, TV, frutta, insetto, dipinto. Apro le telefonate. Dai, Juanita, non è difficile. Un dipinto con una testa. E ti potrei anche dire l'autore del dipinto. L'autore è Caravaggio. Sì, e Caravaggio, quindi? è tutto collegato all'oggetto che ho all'interno. Abbiamo una telefonata, attenzione. Speriamo. Fammi prendere lo zaino. Sì. Pronto? Chi sei, da dove? Ciao Enrico, sono Fabio da Aosta. Ciao Fabio da Aosta. Questa sera vi aiutati ma tanto. Io spero tu possa indovinare. Vai. Spero, ma allora io dico caramella. Una caramella è troppo generico? Vai. La caramella può essere bianca, frutta, la caramella di testa, non so, la caramella medusa, sai, che può essere un insetto. Amico mio, no? amico mio, io Mm. hai preso un palo
ma proprio Un altro palo, un l'altra palo. volta era Scarabeo. Madosca. Cribio, allora, io non posso più farti rispondere per questioni di regolamento. Ok. Ma se tu colleghi Scarabeo e se tu colleghi Caramella, ti viene fuori il nome di ciò che ho qui dentro, perché Caramella non posso dirti che è sbagliato, ma non posso dire altro. Fabio, ti aspetto domani, provaci domani. Grazie per aver Enrico. giocato. Un abbraccio Ciao. a tutti voi. E un grazie. abbraccio a tutta Bravo, Osta, ci- grazie. Grazie. Ciao Enrico. Ciao, Siamo ciao. quasi, Ci vero? siamo, Sì. No. Ragazzi, ci siamo, secondo me. E lì. Potevi e anche lì. essere buono, no? No, perché allora, Caramella con la parola generico, dipinto e con la parola testa e con la parola TV non ha una logica, mentre questa tipologia di caramella Sì. ce l'ha, ma io voglio capire che loro possano indovinare Va bene, dai, quale caramella è. Basta così, pubblicità, 2 minuti e mezzo e torniamo a cantare per voi. Prendi e te ne vai e non mi chiami mai, mi manchi, quella fortunata, io la donna più invidiata, dicono di me, ma tu già mi manchi. Mi hanno detto che hai un'altra storia e quando sei con lei tu l'abbracci e la stringi come stringevi me quando ballavamo e mi dicevi amo solo te. Cosa serve l'amore se ti spezza il cuore, se fa solo male, se ti fa impazzire dal dolore? Avrei pensato di chiamarti solo per dirti che mi
E brava Juanita, Grazie, con una un canzone- brano non dei più famosi di Loredana Bertè, ma veramente bello. Non così conosciuta, ma che mi ha preso il corazon e ho deciso di cantarvela. Questa è Casa Peretti, dove si ascoltano bravi brani famosissimi e brani, come dico sempre, che anche lo stesso artista tiene un po' nascosti nel cassetto, e allora ci noi penso io ad andiamo ad aprire aprirlo. noi abbiamo le chiavi di quel cassetto. E adesso Esatto. andiamo con tutti i vostri messaggi. Forza Fabri, la lunga carrellata d'affetto a tutta Casa Peretti. Silvia Montalciata, buona serata. Grazie Silvia. Ciao, che Silvia, bella, buona serata. che bel Ciao. disegno, che bella chitarra rossa acustica, Quella di Luciano. quella acustica, ho detto acustica apposta. Bravo. Allora, quando dipingo provo forti emozioni, mi sento leggera, libera e felice. Ad ogni pennellata sento un brivido che corre nelle mie vene, sento un'energia positiva che mi fa volare e sognare come la musica, mi lascio trasportare, solo fili che tessono l'amore. Ciao Enrico, sono Nancy. Come promesso, eccoti alcuni dei miei dipinti, spero che ti piacciono. Buona serata stasera. Il nostro dono prezioso è l'arte, perché tutti hanno bisogno di cose belle che ci rendano leggeri per affrontare la quotidianità. Wow, e allora ci siamo, grazie, Fabrizio, ne abbiamo i dipinti? E allora possiamo ingrandirli un po', bellissimi, possiamo ingrandirli un po', magari ci lavoriamo domani. Bellissimo, bellissimo. Ne abbiamo un altro? Quello di prima non sono riuscito a vederlo benissimo, però vabbè. Poi eccolo, bello, un po' Van Gogh, eh? No, È un po', un po'. Ma che belli. Grazie Nancy, grazie mille, grazie. Poi Brava, in grazie. privato mi faccio spedire tutti gli altri, grazie. Il bel cantare dà luce al mondo, perciò è anche luce della vita. Saluti Rotellini Carlo, Grazie Corio, Carlo. sempre È lui, è il sempre lui. nostro poeta ormai. Ecco, sempre Beh, un altro dipinto, bellissimo, stupendo. sì. Wow, che meraviglia. La Venere del Botticelli. So solo quello, però mi è andata no, bene che Anche una mia amica dipinge bravissima. molto bene. Lei tanta roba. Brava Nancy, Nancy, brava. nuovamente con voi. Grazie Dani, grazie. Ciao Dani, salutiamo tutta Alessandria. Sempre. Buonasera Enrico, buonasera Alessia. I pezzi che avete cantato sono fortissimi, complimenti. Un bacio dal Lago Maggiore dal vostro amico Marco. Ciao Marco. Ciao Marco, viva il lago, sempre. Vado io, buon inizio settimana a tutta Casa Peretti ed Enrico dal vostro amico Andrea di Borgo Manero. Ciao Andrea. grazie. Grazie, ciao Borgo Manero, ciao Enrico, ciao Alessia da Elena, ciao Elena. Ciao Elena. Ragazzi che avete mandato i messaggi, mi raccomando, vi voglio tutti iscritti Sì. al Fans Club, tutti. Carissimo Enrico, buon inizio settimana, affiancato dal fascino e la bravura della splendida Alessia, grazie per la compagnia Edo. Ma grazie a te. Edo, grazie domani a voi. sera arriverà anche una tua richiesta, mi hai richiesto Pier, quindi wow. Per nonna Bruna da Prarostino, un bacione, forza che a 96 anni sei ancora una roccia. Un saluto anche a voi, alla regia, da Marina. Ciao un nonna bacione, Bruna. Ciao 96. Ciao Marina, ciao nonna Bruna, è la nonna di Casa Peretti, ci guarda tutte le sì, sere. sì. Buona serata a tutti voi, come tutti i giorni inizia con tanta allegria e animazione. Bravissimi tutti, bellissime musiche, come sempre, grazie chiunque tu sia, anche se non ti sei firmato. Di cuore, È un grazie. bellissimo messaggio. Ciao, mi metti per favore Perdere l'amore di Ranieri e un saluto a mia figlia Alessia. Grazie Elisa da Cuneo. Va bene, te la metto in Ciao. programma, se non domani dopodomani. Ciao Elisa da Cuneo. È Alessia che saluta Alessia. Alessia, saluta Alessia. Ciao Enrico. Siamo Mia e Andrea. Vogliamo dedicare a nonna Paola Rossetto e Caffè. Vi vogliamo bene, nonni. È una canzone che abbiamo fatto veramente di Da recente, poco. però con tutto il cuore, come se l'avessimo cantata. Grazie mille. Ciao, mi fai sentire come un pittore dei Modà, Mariangela. Perché no? Bella, Se bella. qualcuno la sa, magari giovedì che c'è il Papillon, l'uomo dal Papillon d'oro, lui quello lì. Ciao, vorrei salutare tutti i volontari che sabato scorso hanno lavorato per la colletta alimentare, Adriano e Macello. Non solo li salutiamo, facciamo anche il nostro personale applauso. Bravi, grazie. Adriano, ciao. Ciao Casa Peretti, sei stato bravissimo Enrico a cantare la canzone dei Pooh da me richiesta. Insomma, ce l'ho messa tutta, era difficilissima. è venuta bene. Difficilissimissima. Purtroppo il Facchinetti è un'estensione vocale che non è umano, io l'ho vabbè. sempre detto, non è una persona umana. Viva Casa Peretti, presenti per cantare insieme Giovanni e Silvia da Alessandria. Grazie Ciao. amici, ciao Giovanni, ciao Silvia.
Ciao Alessia, ciao Enrico, sempre bravi come sempre, buona settimana a tutti. Massimo da Venaria presente, ciao Massimo, ciao, mi caro raccomando. Massimo. C'è sia su Facebook che su Instagram il Fans Club, Sì. quindi potete scegliere, io farei su tutte e due fossi in voi. Poi ciao Alessia e Enrico, sono Roberto di Villar Pellice. Roberto, Ciao. ma adesso lavoro a Pragelato, sei sempre bellissima. Grazie. Alessia, anche Enrico è un bel ragazzo, mi dedichi una tua Dove è canzone, scritto? vabbè, una tua canzone, quella che vuoi te, un grande saluto da Roberto. Grazie Roberto, avevo anche promesso che venivo a trovarti e vedrai che prima o poi arriva. Quindi la prossima Pragelato. volta una dedica per il nostro amico Roby. Ciao. Sono circa 4 anni che vi seguo tutte le sere, non vi lascio più. Buona settimana. Così Ciao, Lilli, Lillina, così. ciao. Questo è lo spirito che mi piace. Non lasciamoci mai più, mai. Buona serata Enrico, buona serata a lei. Se i pezzi che avete cantato sono fortissimi, complimenti, un bacio dal questo l'abbiamo, è un déjà vu. E Questo vabbè, è risalutiamo un déjà vu. tutto il lago Maggiore. Ciao. Che a me i Ciao, déjà vu Marco. succedono realmente ogni tanto nella a me. giornata. Ciao, volevo solo dire che zia Marta venerdì aveva il suo portachiavi in tasca. Vale per vincerlo, Maddalena! Sì, che vale. Ma sì, vi mettete d'accordo Vale, voi. Grazie vale. Google. Grazie. Oh, vedi che era facile. Brava Maddalena, Wow. mi sono Brava. appena iscritto al vostro fan club. Viva Casa Peiretti da Luisi Crazy Queen. Ciao ragazzi, Ciao. ben entrati a far parte di questa nuova bella famiglia chiamata Fans Club Casa Peiretti. Ciao Enrico e Alessia. Allora, mentre io canto con voi e mi sto scervellando per capire cosa sia nascosto nello zaino, Giovanni sta prendendo un altro ictus, vedendo quanto è splendida questa sera Alessia. beh, così Viva va il Fans bene. Club, Titti e Giovanni. Ah, mi hai fatto spaventare. Assassina! Non Ciao, devi vestirti Giovanni. così, che poi a casa già la regia è. Un abbraccio, Allora, Giovanni. Ciao, Titti. no, sei molto elegante e molto Grazie. bella. Ciao Giovanni, ciao Titti. Grazie chiunque tu sia per la bellissima serata. E noi ce la Grazie, mettiamo, grazie. ce la mettiamo tutta sempre. Ciao Enrico, ciao Alessia, belle canzoni, ma conservatemi un cioccolatino che no. No. Ma sì, chi sei? Sì, non so chi sei, ma sì. Cioè, Ma certo, sì, sì. dai, perché no? Che bello, un bacione da Daniele e Luca da Ceva. Ciao Luca e Ciao. Daniela che sono beh, ciao, buonissime comunque. i fondatori di ciò che abbiamo parlato oggi. Enrico sei un grande. Anna, Ludo, Umbe, da Busca. Enrico, siamo arrivati a casa dal calcio e stiamo guardando in diretta. Un abbraccio dei bimbi. Brava Bravi. Anna, brava. Era Amedeo, quelli prima con il cioccolatino. Amedeo, Ma il sì. cioccolatino Amedeo possiamo Beh, obbligarlo. certo, Amedeo. ci mancherebbe. Viva il Fans Club, bravi Luca e Daniela. Ezio da Mondovi. Ciao. Scrivete. Ok ragazzi, mi raccomando, tutti presenti al Fans Club. Buonasera Casa Peretti, che puntata fantastica. Sorprese su sorprese, anch'io farò parte del Fans Club Casa Peretti. Bravo, Luciano di Luciano. Bravizzo. Così dovete fare tutti amici a casa, tutti. Deve arrivare nel giro di pochi giorni a essere Grazie. numerosissimo. Grazie del bravissimi. Regia, occhio al tempo perché mi sa che il nostro è finito. No. Grazie Enrico per le belle serate spensierate che ci fai passare in armonia. Grazie a te Fabio per decidere di passare la tua ora insieme a noi. Ciao Che Fabio. bello, bellissima questo scambio, no? Ciao a tutti, siete fantastici. Cinzia e Maurizio di Bagnasco. Enrico, mandami il link per diventare amici su Casa Peretti. Buona serata, non amici di Casa Peretti, devi essere protagonista anche tu, come tutti noi, del Fans Club di Casa Peretti. E basta che cerchi su Facebook o Instagram Casa Peretti Fan Club. Esatto. Abbiamo ancora il tempo per farlo vedere un attimo? Secondo me Regia, sì. ce l'hai ancora sotto mano? Ah, gliel'hai mandato tu? Bravo Ma Fabrizio, sei hai un capito? grande, Fabri. Applauso Fabrizio, applauso Juanita, applauso Giuliano Falco sempre. Ci vediamo domani per una nuova puntata. Qui con me nessuno, sono da solo domani e sarà una soletta. puntata ragazzi, non vi dico che puntata vi ho preparato da non perdere, anzi se avete degli amici ai quali volete tanto bene dite di guardare Casa Peretti domani sera dalle 20 alle 21, perché non ve lo dico, ma fidatevi di me. Ciao a tutti, grazie, Buona buona serata. serata, ciao, grazie mille.